Però Vidori, allora, anche la sua opinione su questo e chiudiamo questo giro. Ma posto che potremmo discutere a lungo, mi pare che l'argomento piaccia molto ai presenti su la struttura del nuovo Senato, quindi gli equilibri fra governo e Camere e quant'altro, ma a me sembra che in questo momento il Parlamento tutto sia ostaggio del governo e quindi poco cambia che poi sia fatto di due Camere o di una Camera sola. No, piuttosto trovo abbastanza originale un ragionamento, no? Il ragionamento è: i nuovi senatori saranno consiglieri regionali e un sindaco che andranno a fare i senatori e diceva Dalla Libera questo è un risparmio, posto che la struttura del Senato, che è il vero costo, rimarrà la stessa, ci sarà un risparmio, sicuramente ci sarà un risparmio, ma limitato allo stipendio dei senatori, tutto il resto rimane uguale. Questi senatori lavoreranno, virgolette, gratis. Allora, delle due l'una: o i consiglieri regionali e il sindaco non fanno nulla adesso e quando saranno senatori lavoreranno a costo della regione, però in regione non servono, oppure i senatori non potranno lavorare perché se devono fare i consiglieri regionali per cui sono pagati. Vorrei sapere chi ha partorito questa idea, di che cosa c'è. Allora, o i senatori possono non lavorare o non lavorano, o si presuppone che non lavorino, oppure i consiglieri regionali si presuppone che non lavorino o possono non lavorare. Mi sembra che già qui ci sia un'assurdità di fondo, ma come molte in cui ci ha abituato l'Italia tutta, dai partigiani in poi. L'altro aspetto che mi trova assolutamente sorpreso, ascoltando le opinioni, ma non solo qui, in generale, quando si parla di riforma della Costituzione, è il fatto che sono tutti che si accapigliano per capire, cioè per manifestare pro o contro, disappunto o approvazione per questa riforma riguardo appunto agli equilibri delle Camere, alla rappresentatività delle Camere e via dicendo. Ma secondo me il punto saliente per chi vive in Veneto, per chi non fa il politico, per chi va a votare una volta ogni qualche anno, se gli è consentito, è il fatto che le competenze regionali passeranno da 35 argomenti che sono ora a 5. Tagliamo tutto. Allora, questo è il vero dramma per chi vive su un territorio, il centralismo che questa riforma porta con sé. Questa cosa qua parla praticamente nessuno, ma la cosa che è fantastica in questa riforma e su questo centralismo è il fatto che posto che Indipendenza Veneta per ragione sociale nulla ha contro le autonomie, parlo delle regioni a statuto speciale, ma a queste regioni nulla viene toccato. Allora, se ora come ora, io vengo dalla provincia di Belluno, che è incuneata, ho detto incuneata, ma fra due regioni a statuto speciale. Devo dire un'altra cosa. Sì, ma sì, era un sinonimo. Sì, okay. È un sinonimo. Viviamo la concorrenza commerciale, industriale, turistica e quant'altro del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. E a nord c'è l'Austria, che è uno Stato a statuto speciale, mi permetto, ogni tanto dico. Bene, in ogni caso tutto il Veneto è compresso fra due realtà a statuto speciale. Le competenze del Veneto verranno praticamente ridotte a 5 e le competenze delle due regioni che ci comprimono rimarranno identiche. Allora, questa cosa qua ci rendiamo conto che è la morte commerciale, delle opportunità e quant'altro della nostra terra. A me non frega nulla, ovvero mi interessa da un punto di vista teorico la rappresentatività, l'equilibrio fra le Camere, il bicameralismo perfetto e quant'altro, per l'amor di Dio. Però visto e considerato che già adesso questo Parlamento è ostaggio del governo, i parlamentari o approvano o cade il governo e alle elezioni non vengono più messi in lista per il motivo che ha spiegato prima il dottor Bacialli,
cambia poco, cambierà molto riguardo alle competenze regionali che sono il vero motivo, il vero strumento con il quale la nostra vita si dipana tra il timbrare la mattina, timbrare la sera, andare a casa, le strade e queste cose qua. Allora, grazie. Guerra tra bande nella cosca del governo Renzi, tutti hanno l'interesse a intascare mazzette per favori a privati, parenti, ruffiani, lobbies mafiose, eccetera. Tantissimi SMS. Viva Indipendenza Veneta c'era scritto. Continuate a mandare come? C'era anche scritto viva Indipendenza Veneta. Viva Indipendenza Veneta. Per completezza. Allora, no, giusto. Allora, scappare anche noi dalla dittatura, e dove andiamo con le frontiere chiuse? Massimo Vidori, Indipendenza Veneta. Allora, innanzitutto mi sembra piuttosto poco utile tutta la serie, con il massimo rispetto degli interlocutori, ma tutta la serie di analisi che sono state fatte. Allora, partiamo da un presupposto, un dato certo: il prossimo anno, nel corso del prossimo anno, nei prossimi 12 mesi, è previsto sulle coste della Libia 1 milione di persone che vuole entrare in Europa. Cioè stiamo parlando di un fenomeno di una portata tale che non è certamente con strumenti, diciamo, mi sento di dire anche demagogici, che si può contenere. Faccio poi fare un'altra riflessione. Il corridoio che è stato aperto in Europa sulla rotta balcanica esclusivamente per i migranti siriani non è un caso. I migranti siriani sono profughi ed lo sappiamo bene, perché contribuiamo a renderli tali come Europa, e conseguentemente gli diamo anche asilo. Tutto il resto sarebbe da capire per quale motivo esca dalla propria terra. Io personalmente ho un centro profughi vicino a casa e devo dire che mi sembrano tutti quanti atleti di una squadra di calcio più che profughi. Chiudo la parentesi. Ancora, il muro che sta costruendo l'Austria non è un muro, ovvero è un muro, ma che loro hanno molto italianamente classificato come un convogliatore di passaggi nei punti di controllo, né più né meno che una dogana, come dice giustamente qua. Allora, di fatto loro non stanno costruendo un muro, stanno semplicemente regolamentando, regimentando il flusso dei migranti. Ancora, a Calais, in Francia, non hanno dovuto costruire un muro, perché c'è lo stretto della Manica in mezzo, che è molto più efficace di un muro, sono 30 km di mare nel punto più stretto. Lì i migranti si accumulano e poi in qualche maniera comunque passano ed entrano in Inghilterra. Allora, ripeto, stiamo parlando di soluzioni, presunte soluzioni, possibilità, non possibilità. Il punto saliente è che manca la struttura statuale per gestire questa situazione. L'altra volta, qui proprio a Focus, è emerso come un qualsivoglia clandestino che venga, diciamo, a cui venga riconosciuto lo status di clandestino e non di profugo, tra ricorsi e possibilità varie previste dall'ordinamento e quant'altro, rimane in Italia fino a 27 mesi. Quando gli viene notificato l'atto di espulsione, di solito, essendo clandestino, è irreperibile e conseguentemente si becca una denuncia perché non ha ottemperato all'atto di espulsione, una denuncia in contumacia perché lui non c'è. Allora, l'ho già detto, questo non è uno Stato di diritto, questo è uno Stato di storto. Manca la certezza del diritto in questa organizzazione che si chiama Italia, ovvero è talmente garantista ed è talmente come posso dire, ripeto, è talmente garantista, tutti devono avere tutti i gradi di giudizio, eccetera, si prescinde dalle fattispecie, per cui è impossibile pensare di gestire un fenomeno come quello delle migrazioni con il nostro ordinamento giudiziario. Vidori, senta, un Veneto indipendente, no? Immaginiamo un Veneto così, autonomo ma proprio indipendente, che come regolerebbe il problema dell'immigrazione?
cerchiamo di ragionare. Allora, appunto, io molto sinceramente posso dire che non sono certamente la persona adatta per dare questo tipo di risposta. Io non posso dire in questo momento come il Veneto Indipendente andrà a regolamentare. Di fatto però, ripeto, un esempio molto eclatante è quello che abbiamo appena detto dell'Austria. L'Austria ha utilizzato gli strumenti di diritto che ha efficacemente e ha trovato una soluzione. Non dico che sia quella giusta, ma ha trovato una soluzione. Allora, noi non riusciamo a utilizzare, nella complessità ordinamentale che abbiamo e di garantismo che abbiamo, non riusciamo a utilizzare efficacemente gli strumenti che ci sono. Ci sono gli strumenti, ma non sono efficaci perché sono troppi e sono troppo macchinosi. È questo il problema. In un Veneto indipendente sicuramente l'ordinamento sarebbe molto più semplice. Faccio un esempio per non andare chissà dove, all'ordinamento anglosassone per esempio, o a un'organizzazione come quella svizzera che guarda caso non ha i problemi che ha l'Italia per quanto riguarda l'immigrazione nello specifico. Grazie Vidori. Allora, Massimo Vidori, poi chiudiamo con Sturaro e vediamo se abbiamo io mi sento di, come dire, evidenziare le parole che ha detto la signora Tosi riguardo alla Lega, quando ha detto la Lega è l'unico partito che difende i cittadini in Italia. Io penso che se riusciremo a ottenere che la Lega sia l'unico partito che difende i cittadini dall'Italia, probabilmente avremo finalmente una forza politica che lavora come deve sul territorio. Detta questa mezza battuta, credo che sì, effettivamente la situazione della riforma della Costituzione sia veramente la morte del federalismo. Si è fatto passare questo, diciamo, ente di snodo Senato delle Regioni come maggior rappresentatività delle istanze regionali con il governo. In realtà sarà l'affossamento del potere, della forza, per quanto ancora... per quanto non enorme, degli enti locali. Va aggiunto a quello che ho detto prima, ovvero l'abbattimento dei temi di competenza regionale da 35 a 5, quello che ha detto prima correttamente il dottor Baciali, che va sottolineato e va evidenziato la clausola di supremazia, cioè come dire, in qualunque momento quelle poche cose che ti lascio me le posso riprendere. È chiaro che per un indipendentista questa riforma costituzionale, ripeto, riletta in termini territoriali, perché io di quello ragiono, non è minimamente accettabile. Il tema dell'autonomia, così apro e chiudo una parentesi che secondo me va... io da una prima lettura della proposta di legge regionale mi è balzato all'occhio verso la fine della legge e questa, diciamo, apertura, a parte il fatto di prendere in mano materie di tema fiscale che la Corte Costituzionale ha esplicitamente vietato, quindi non capisco come si possa mettere in piedi una legge in questo senso. La cosa assolutamente, diciamo, secondo me inaccettabile è che i 120 giorni di dialogo che Dalla Libera ha citato, di contrattazione fra Regione e Stato, la legge medesima propone di ampliare a 3 anni. Mi sembra che le velleità autonomiste del Veneto faranno molta fatica.